Tragedia nel cantiere della Pedemontana, Mason Vicentino, 36enne operaio di Castelfranco muore folgorato, l'ennesima croce in Veneto e la rabbia dei sindacati che dicono ora mobilitazione. Shock a paese nel Trevigiano dove ieri sera una 61enne è stata aggredita per strada da un giovane di colore che ha tentato di violentarla. Solo l'intervento degli avventori di un bar hanno evitato il peggio e ora è caccia all'uomo. Non respirava più in culla, non ce l'ha fatta la piccola di 7 mesi ricoverata in ospedale a Vicenza dopo una corsa disperata al nosocomio. Le lacrime e il dolore per la scomparsa del 14enne trevigiano stroncato dalle complicanze dell'influenza, un minuto di silenzio nella sua scuola, commozione anche nella squadra di calcio dove giocava. Il maxi procedimento BPV spostato in aula bunker a Mestre per l'enorme numero di avvocati coinvolti. Il giudice Miazzi, puntiamo a chiudere il processo entro il 2020. Le colline del Prosecco nel 2019, Padova, Urks Picta nel 2020 sono le candidate a patrimonio UNESCO che rappresenteranno l'Italia. La scelta della Commissione Nazionale, Zaia orgoglioso. Il nostro direttore Luigi Baccialli nominato presidente di Veneto Film Commission, un'istituzione regionale nata con l'obiettivo di aiutare i territori a fare rete per promuovere produzioni cinematografiche e televisive. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie dal Veneto. In primo piano dunque l'ennesimo incidente sul lavoro in Veneto. È accaduto in un cantiere della Pedemontana veneta a Mason Vicentino. È accaduto questa mattina, a perdere la vita un operaio di 37 anni residente nel Trevigiano a Castelfranco Veneto. L'uomo lascia la moglie e una figlia. La morte arriva laggiù, in fondo, quasi ai margini stessi del grande cantiere della SIS, vera e propria base operativa per la costruzione della superstrada Pedemontana Veneta, dove ormai il nastro biancorosso nella zona sotto sequestro isola una ruspa arancione in questa zona del comune di Mason Vicentino. I sindacalisti arrivati sul posto ne parlano con un groppo in gola e una visibile emozione. È l'ennesimo incidente sul lavoro su questa strada, è intollerabile, al di là delle responsabilità che accerteranno poi Spisal, magistratura, carabinieri, ma non si può morire in questo modo. La cultura della sicurezza non c'è ancora ed è intollerabile. 35 morti dall'inizio dell'anno in 24 giorni. Ormai è uno stillicidio. Uno stillicidio. Sposato con una figlia. A lavorare in quello spazio così fuori dalla vista, distante dalle telecamere come dal resto dei lavori in corsa, è un 37enne che vive a Castelfranco Veneto, Gianfranco Caracciolo. Quando poco dopo le 8 del mattino accade qualcosa. Sulle prime sembra uno schiacciamento, qualcosa accaduta con una benna, poi emerge l'ipotesi di qualcos'altro, l'attrezzatura, un trapano, una scarica elettrica. Ipotesi, per ora, che solo i tecnici dello Spisal, i carabinieri e il magistrato di turno potranno indirizzare verso un accertamento per dare un perché a questo incidente mortale sul lavoro, che non è morte bianca perché le morti bianche non esistono, sono morti sul lavoro più nere del nero, e non è neppure fatalità perché la fatalità esiste per i fatalisti, ma mai in un ambiente di lavoro fatto di protocolli, controlli e normative di sicurezza sempre più stringenti. E questo è il secondo incidente mortale nei cantieri della Pedemontana Veneta. I sindacati pongono immediatamente la questione sicurezza e indicano un presidio per la giornata di domani. Ci fermiamo tutti oggi, così andate i geometri. Come vivete una situazione di questo tipo? Non lo so, ci ha fatto soltanto male, basta. Siamo tutti per guadagnarci qualcosa, però purtroppo... Si può però perdere la vita. È vero, è vero. C'è grande sconcerto. Sì, grande, grande. Tanto malessere. Sì, è vero, è vero. Posso? Non c'è voglia di parlare. Dobbiamo stare in silenzio e dobbiamo rispettare e basta. Non hanno voglia di parlare gli operai della Pedemontana. È grande lo sconforto, è troppo forte il dolore per la perdita del collega. Le maestranze escono con i furgoni dal campo base di Mason in silenzio, scuotendo la testa. Mi dispiace. Veramente. Una tragedia. Sì. Mi dispiace veramente. Brutto. Siamo maleduti. Andiamo. Scusate. Alle mie spalle vedete i camion, le ruspe che sono ferme, appunto, tutto si è fermato, gli operai hanno poca voglia di parlare, dicono oggi bisogna fare silenzio, bisogna rispettare perché qui stiamo vivendo una grande tragedia.
e venerdì davanti a questo cancello, a poche decine di metri dal punto in cui Gianfranco Caracciolo ha perso la vita, ci sarà un presidio organizzato dai sindacati. Il tema è quello della sicurezza, non è il primo incidente mortale che succede sui cantieri della Pedemontana. Un altro operaio è morto 2 anni fa a Malo durante la costruzione di una galleria. Un fatto drammatico, allucinante, impensabile, una cosa che fa rabbrividire ancora e si ripropone drammaticamente il solito problema della sicurezza sui cantieri, di come lavorare in sicurezza, di come fare certe cose, è una cosa tragica. Io non ho neanche parole stamattina, perché pensare che un ragazzo se n'è andato è allucinante. Il segretario regionale della UIL Veneto, Gerardo Colamarco, chiede la convocazione di un tavolo urgente con la regione proprio sul tema della sicurezza e dei controlli. E questo è il secondo morto che c'è in Pedemontana, perché qualche anno fa a Malo Sebastiano Laganga aveva perso la vita, adesso è toccato a questo giovane lavoratore che insomma siamo molto dispiaciuti, siamo vicini alla famiglia. Altro incidente sul lavoro a Cavallino Treporti, a rimanere gravemente ferito il titolare di un'azienda che stava manovrando una gru quando il terreno ha ceduto, il mezzo si è rovesciato e lui è rimasto schiacciato. L'uomo ora è ricoverato all'ospedale in gravi condizioni. La vittima, 56 anni, ha riportato un grave trauma toracico. L'episodio è avvenuto all'interno della Verde Ambiente. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Cavallino e degli ispettori dello Spisal dell'USL 4, l'uomo durante le fasi di manovra della gru a terra, a causa di un cedimento del terreno su cui erano posizionati i bracci stabilizzatori, è rimasto schiacciato dal mezzo che si è rovesciato. Ci spostiamo in provincia di Treviso con una storia scioccante che arriva da Paese, dove ieri sera una 61enne è stata aggredita per strada da un giovane di colore che ha tentato di violentarla. Solo l'intervento degli avventori di un bar lì vicino ha evitato il peggio e adesso è caccia all'uomo. Alle 8 di sera si presume che chiunque e qualsiasi persona possa girare per il paese in tutta tranquillità, e invece è successo un fatto gravissimo. Gravissimo, sconcertante, che non ti aspetteresti in una realtà come questa. Centro di Paese, le 8 di ieri sera, una 61enne che abita poco lontano sta facendo una breve passeggiata prima di rincasare. In bocca a questa strada, via Cavour, illuminata, abitazioni da entrambi i lati, un parco giochi, la gente dentro casa che sta cenando. Non una zona buia o pericolosa, tutt'altro. Se noi vediamo, siamo a 50 metri dalla piazza e dalla chiesa, quindi voglio dire, un più centro di così non si può, e a tutti gli effetti si è trovata questo personaggio. Sembra un uomo di circa 30 anni, di colore, che l'ha assalita e ha cercato di violentarla, quindi una cosa inaudita. Fortunatamente, e qui siamo davanti al bar che è di fronte a questa via, dei ragazzi che erano fuori, sentite le grida, sono soccorsi in suo aiuto e meno male questa persona è scappata. La donna a terra, sotto shock con l'aggressore che ha cercato di sfilarle i pantaloni. Potrebbe essersi nascosto tra il parcheggio e l'edificio che fanno da sfondo a via Cavour per poi sbucare all'improvviso. Alto circa 1,75 m, corporatura esile, vestito con una tuta blu, un giubbotto giallo e in testa un berretto di lana. A Paese non lo si era mai visto circolare, dice il sindaco. I carabinieri stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona che lo hanno ripreso. E ora è caccia al maniaco. Solo per un puro caso la donna è stata sentita e salvata dagli avventori del bar. Il fatto grave rimane ed è una cosa che a noi fa veramente venire i brividi. Ora io mi auguro veramente che questa persona venga presa e venga rispedita a casa, perché noi non possiamo accettare questi episodi dalle nostre parti. Noi siamo sempre stati per la certezza della pena e per la severità assoluta nei confronti di episodi di questo tipo. Fortunatamente c'è un decreto sicurezza che ci darà una mano. Vediamo e speriamo che questo signore venga preso. Dramma che ha colpito una mamma e un papà nel Vicentino che hanno fatto di tutto per salvare la loro bimba di 7 mesi, che però purtroppo non ce l'ha fatta. Grummolo delle Abbadesse, il cuore di Giulia ha smesso di battere, così, all'improvviso, perché queste tragedie non si annunciano mai, lasciano tutti senza parole. Giulia a 7 mesi, in un giorno come tanti, ieri, era stata messa a fare il suo solito riposino pomeridiano, supina, nella culla. E il papà, che dopo un po', andando a controllarla, si è accorto che la piccola era rigida, immobile, non respirava più.
Disperati, i genitori hanno lanciato l'allarme. Forse la causa è stato un rigurgito che a quell'età può essere letale. I medici del 118 sono intervenuti immediatamente, hanno rianimato a lungo la bimba finché il suo cuoricino è tornato a battere. Un raggio di speranza. Giulia è stata ricoverata in rianimazione all'ospedale di Vicenza, dove le sue condizioni sono rimaste gravissime. Lunghe ore d'angoscia in cui la piccola ha lottato tra la vita e la morte. Poi oggi, nel primo pomeriggio, il cuore della piccola Giulia ha smesso definitivamente di battere. Torniamo alla morte del 14enne trevigiano deceduto a causa delle complicanze di un'influenza. Scioccati, travolti dal dolore, i compagni di scuola del CFP di Fonte e del Ponzano Calcio, dove il ragazzo militava tra le fila dei giovanissimi. Quel banco non sarà più occupato perché il vostro compagno si siederà sui banchi del cielo. È toccato a Don Paolo con queste parole comunicare ai compagni della prima classe di meccanica del CFP di Fonte che il sorriso del loro amico Luigi si era spento per sempre. Una notizia che ha gettato nel dolore, nella disperazione tutti, anche i ragazzi, dice Don Magoga, più scanzonati, hanno iniziato a piangere. Per i compagni e gli insegnanti quel banco vuoto segnerà ogni giorno un'assenza incolmabile. Aveva doti spiccate, sportive, ma parlando con gli insegnanti aveva la capacità di farsi carico anche degli amici che avevano un po' più di difficoltà. Faceva un po' come dire da responsabile di classe e quindi forse anche per questo le lacrime sono scese copiose, perché ecco, l'angelo custode che prima era fisicamente accanto a loro adesso sarà spiritualmente. L'ultimo pensiero di Don Paolo va alla mamma di Luigi, a quella difficile telefonata dove le parole faticavano a trovare spazio tra le lacrime e i singhiozzi. Le ho chiesto che cosa potevamo fare e diceva ricordateci. Come i compagni di scuola, anche quelli del Ponzano Calcio faticano ancora a credere che Luigi non varcherà più le porte degli spogliatoi dove da settembre si allenava nelle file dei giovanissimi. Aveva scelto la società di Via del Bellato per muovere i primi passi su un campo verde, prima come difensore, ora come portiere, ma nonostante fossero trascorsi pochi mesi, tutti avevano potuto apprezzare le sue grandi doti umane. Luigi era il ragazzo perfetto per la società, un ragazzo che si impegnava sempre e che gli allenatori erano contentissimi di averlo. Magari non era tecnicamente ancora esperto perché aveva cominciato da poco, però sopperiva a queste mancanze con un impegno e una dedizione che sono difficili da trovare nei ragazzi, veramente un ragazzo d'oro. La notizia, che Marco Durante definisce devastante, della morte di Luigi è stata comunicata ai ragazzi prima dell'allenamento. C'è stato il ritrovo dei ragazzi e degli allenatori in corridoio e c'era un clima che vi lascio immaginare, insomma, impossibile da sostenere. Distrutti dal dolore, i giovani calciatori e l'intera società che qualche anno fa aveva dovuto affrontare la morte di un altro giocatore, vittima di un incidente. 2 anni fa Vincenzo Romano, che è ancora nei nostri cuori. Il Ponzano Calcio ha deciso di sospendere tutti gli allenamenti e le partite dalla categoria piccoli amici fino ai giovanissimi. Le altre invece domenica giocheranno con il lutto al braccio. Un dolore che unisce Ponzano a Musano, dove la famiglia Martignago vive. Un paese sotto shock che stasera, in attesa dei funerali, si riunirà in chiesa per una veglia di preghiera in ricordo di Luigi. Intanto domani verrà eseguita l'autopsia sul corpo del 14enne, esame che servirà a confermare o meno l'ipotesi iniziale di una miocardite. La morte di Luigi ha profondamente colpito anche gli stessi medici. Io ho incontrato il papà e ho visto un uomo disperato e mi sento di stringermi vicino alla famiglia personalmente, come Ulse, personalmente come papà. Sono eventi che segnano anche noi medici. Il direttore della microbiologia del Cafoncello a fatica trattiene l'emozione. La morte di Luigi Martignago ha segnato anche lui come medico e come padre. Non siamo macchine, siamo persone, di fronte a certe cose, spiega commosso il dottor Rigoli, siamo profondamente toccati. Poco prima nel suo studio, seduto di fronte a lui, il padre di Luigi, distrutto dal dolore. E il papà è un papà disperato e io sono molto vicino a questo papà che sta soffrendo molto. Luigi Martignago aveva accusato i primi sintomi giovedì. Visitato al pronto soccorso di Montebelluna, la diagnosi era stata di influenza. La febbre era anche andata giù, sono stati dati i farmaci ovviamente per
per la tachipirina e altri farmaci antinfiammatori per questo episodio influenzale, è stato mandato a casa, il giorno dopo è andato dal medico curante e poi è successo purtroppo il fatto. Lunedì poi le condizioni di Luigi erano precipitate, da qui la corsa al Cafoncello. Il ragazzo è arrivato in condizioni gravi, aveva già avuto un arresto cardiaco e quindi è stato rianimato ed è arrivato comunque in condizioni gravi. Domani verrà eseguita l'autopsia sul corpo del ragazzo che dovrà chiarire definitivamente le cause della morte. Le ipotesi che stiamo facendo sono quelle che l'evento sia legato a una miocardite acuta, dalle descrizioni che ci hanno fatto i familiari e anche dal riscontro del pronto soccorso. Purtroppo la miocardite è un evento abbastanza raro in presenza di influenza da virus, tuttavia è un evento che accade, che è descritto e può dare delle miocarditi di carattere acuto e di carattere cronico. Le miocarditi acute sono quelle che possono portare a decesso improvviso. Convalidato l'arresto per Federica, la mamma accusata di aver ucciso la sua bimba di 4 giorni. Rimarrà agli arresti in ospedale nel reparto di psichiatria del San Bortolo di Vicenza, sorvegliata dai carabinieri di via Muggia, Federica, la mamma 42enne accusata di aver ucciso la sua piccola Alice di 4 giorni, gettandola a terra 2 volte, domenica sera, nella loro abitazione di Lisiera di Bolzano Vicentino. Lo ha deciso il GIP, il giudice per l'udienza preliminare Mantovani, dopo che Federica si è avvalsa della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia in sede di convalida dell'arresto avvenuto in ospedale. Il suo difensore Elisabetta Cardello ha già depositato l'istanza per l'incidente probatorio con la quale si richiede una perizia psichiatrica, azione fondamentale per capire se la donna sia in grado di affrontare un giudizio, se in quella maledetta sera della tragedia era anche pur minimamente cosciente, insomma se vi era intenzionalità o meno. Il marito, unico testimone della tragedia, non avrebbe visto Federica scagliare a terra la piccola Alice, l'avrebbe vista che era già a terra. Qualora venisse ritenuta responsabile del fatto, la linea della difesa è quella del vizio di mente, l'assenza di capacità di intendere e volere di Federica. La donna soffre di psicosi antidepressiva post-parto e attualmente è sottoposta a terapia farmacologica con dosi di antidepressivi. Dal letto d'ospedale Federica continua a dire che la sua vita è finita, che non c'è più sua figlia e a voler morire, tentativo che aveva fatto la sera stessa del dramma che ha sconvolto una famiglia considerata da tutti serena e tranquilla. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta per parlare del maxi processo BPV, prima udienza in aula bunker a Mestre, obiettivo chiudere il dibattimento entro il 2020. Dal pubblico ministero, le parti civili che eccepiscono. Dalla ristretta aula di Vicenza all'aula bunker di Mestre, prima udienza in trasferta per il processo relativo al dissesto della Banca Popolare di Vicenza, nuova sede, intenti veloci. Il presidente del collegio giudicante Lorenzo Miazzi non ha fatto mistero di puntare a chiudere il processo entro il 2020. Chiuse le fasi preliminari, presumibilmente ad aprile, ha detto Miazzi, si inizierà il dibattimento e proprio per arrivare al 2020 è stato fissato un fitto calendario di udienze. La nuova sede, l'aula bunker di Mestre, a parte il disagio del trasferimento di centinaia di faldoni contenenti gli atti, agevola di fatto anche fisicamente quelle che sono le udienze preliminari con avvocati che hanno trovato lo spazio adeguato per poter affrontare ancora una lunga serie appunto di udienze tecniche relative alla costituzione di parte civile. Oltre 8.000 quelle presentate ed oggi gli avvocati difensori hanno presentato le eccezioni per eventuale mancanza dei requisiti di forma e di sostanza. In questo momento i singoli difensori degli imputati stanno cercando di demolire pezzetto per pezzetto quelli che sono i singoli atti che sono stati presentati e depositati. C'è anche il rischio che parti civili già costituite vengano estromesse in questa fase processuale, speriamo di no. Ricordiamo che tra le accuse mosse in particolare all'ex presidente Gianni Zonin vi è quella di aggiottaggio e di aver ostacolato l'attività di vigilanza di Consob e Banca d'Italia. Sul fronte invece della bancarotta fraudolenta il suo legale. Si aprirà un filone di indagine, valuteranno i pubblici ministeri. Per quanto riguarda la posizione del dottor Zonin, credo che in 3 anni sia stato controllato tutto
e anche di più, voglio dire, si è verificato. Intanto sono due i fronti, da un lato la politica con il fondo per le vittime dei crack delle popolari, dall'altro quello della giustizia. Vi è peraltro l'esigenza di un'affermazione di giustizia, ovvero sia che determinati comportamenti a nostro avviso delittuosi non restino impuniti. Superata la fase preliminare con le udienze tecniche si attende il dibattimento dove potrebbe essere presente anche lui, l'ex presidente di Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin. Anche lui ha interesse che il processo venga celebrato, quando entrerà nell'istruttoria dibattimentale, ove necessario parteciperà anche per ascoltare le deposizioni dei testi fondamentali. Voltiamo pagina. Nel 2019 le colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene, nel 2020 la Cappella degli Scrovegni. Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia indica i prossimi 2 obiettivi che il Veneto conta di iscrivere nella World Heritage List dell'UNESCO. Dal Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO esce un risultato che mi rende particolarmente orgoglioso e felice. Ben 2 candidature venete, spiega Zaia, andranno a Parigi per concorrere ad entrare nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità. Ringrazio tutto il governo, dal Presidente del Consiglio a tutti i ministri coinvolti nei dossier, il MIBAC e in particolare il sottosegretario con delega all'UNESCO Lucia Borgonzoni, che hanno seguito e curato con tanta attenzione le candidature, prosegue Zaia. Ora pancia a terra e avanti verso un duplice obiettivo che ci qualifica e spero ci qualificherà come territorio dalle tante unicità culturali. Ringrazio anche, conclude il Presidente, tutti gli esperti e gli enti che per conto del Veneto hanno seguito e istruito i dossier che in particolare per quanto riguarda le colline di Conegliano Valdobbiadene arriverà a Parigi rafforzato dall'accoglimento e sviluppo delle ulteriori raccomandazioni che ICOMOS aveva avanzato. L'esperienza dell'informazione al servizio anche del cinema in Veneto, una nomina importante oggi per il nostro direttore Luigi Bacialli. Oltre alla TV, anche il cinema, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente un territorio tante volte raccontato, scandagliato e indagato. Il nostro direttore Luigi Bacialli è stato nominato presidente della Veneto Film Commission, istituita poco più di un anno fa con il compito di attrarre e facilitare la produzione di opere cinematografiche, televisive e audiovisive nel territorio regionale. L'annuncio stamane a Roma da parte dell'assessore alla cultura della regione Cristiano Corazzari. Con la nomina di una personalità come Luigi Bacialli, spiega Corazzari, si potrà finalmente mettere in moto la macchina della Film Commission, che offrirà assistenza gratuita e supporto logistico alle imprese produttrici, aiuterà la filiera delle nostre imprese a fare rete e sosterrà i nostri territori nel diventare set ancora più attrattivi. Il Veneto come terreno ideale per film e fiction, rafforzando un appeal che il cinema non ha mai sottovalutato. Troppi per citarli tutti i titoli che hanno visto come scenari i nostri territori, da classici come Morte a Venezia e Signore e Signori, alla filmografia di Ermanno Olmi, fino alle mega produzioni hollywoodiane come l'ultimo episodio delle gesta di Spider-Man. Ma l'obiettivo è fare ancora meglio con l'esperienza di chi il Veneto lo conosce attraverso lo sguardo indagatore dell'informazione. La squadra che vede il nostro direttore alla guida è formata anche dai neoconsiglieri Giacomo Brunoro, consulente editoriale, Cecilia Valmarana, responsabili di Rai Movie, l'imprenditore Vittorio Dalleore e la ricercatrice dell'Università di Padova Giulia Lavarone. Subito a disposizione un budget di 5 milioni di euro ottenuti grazie ai fondi della programmazione POR-FESR 2014-2020. Perché il Veneto, location inconfondibile amata dai grandi cineasti, possa meglio strutturarsi anche in termini di produzione, accoglienza e organizzazione turistica. Una sfida tutta da vincere. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospiti in studio l'avvocato Fabio Pinelli, presidente di Padova Legge, che organizzerà un grande convegno per spiegare come formare una classe dirigente oggi in crisi. Ci saranno Tremonti, Gentiloni, Calenda, Violante e il direttore del TG2 che interverranno stasera nel corso di 20:10. È tutto, vi lascio ora le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sul Triveneto avremo bel tempo, ma il clima risulterà freddo. Nel dettaglio, sul Veneto ci attende una splendida giornata caratterizzata da un tempo asciutto e stabile. Non sono previste precipitazioni. Sarà soleggiato ovunque ed il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -1 e -5 gradi, massime comprese tra 6 e 3 gradi.
Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile. Anche in questo caso infatti sarà il sole a dominare, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura. Non sono attese piogge degne di nota e sarà asciutto ovunque. Temperature minime comprese tra -4 e -1, massimo comprese tra 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Nessuna novità di rilievo, anche in questo caso sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, tuttavia non si esclude qualche nevicata al mattino sui confini alpini. Altrove il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Temperatura minima attorno ai -9 gradi, massime tra i 6 e i 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.